Ciao ragazzi, sto per entrare all'Affi Wine Bar dove Gilberto e Guglielmo mi hanno invitato per assistere alla proiezione del film dedicato ai primi 30 anni dell'attività, un anniversario importante in sostanza e che loro festeggeranno con tutta una serie di iniziative che si snoderanno lungo tutto il corso dell'anno. Mi attendono giù in cantina, anche perché mi hanno detto che mi presenteranno un'asta di beneficenza con dei pezzi unici, insomma, sono molto curioso, vado giù. Wow. In 21 giorni, il 21esimo giorno abbiamo riaperto. Guarda la banca, ex banca, con Alessandro, eccolo, Remigio, Fabio. Tutti amici, guarda la Camillo, oh, guarda qua. Sì. I baci espressi dal mastro cioccolatiere. Guarda che giovani, che ragazzi. Ecco, guarda, la più bella foto in assoluto. Anche tanta gente. Eccolo. È un film in pratica, Gilberto, quello che hai vissuto e che stai vivendo. Un film vero però, reale, non costruito dal regista. E quante scene ci sono state in questi 30 anni di film? Fai i conti, 365 giorni per 30. Ogni giorno una scena diversa, ogni giorno una cosa, un'improvvisazione. Incredibile. È incredibile quello che abbiamo vissuto e come l'abbiamo vissuto, perché è sempre stata un'evoluzione, ogni giorno una cosa nuova. Li vedete questi oggetti? Molti sono pezzi unici e saranno i protagonisti del primo evento che Gilberto e il suo staff hanno deciso di allestire per iniziare i festeggiamenti del 30° anno di attività. Saranno battuti all'asta domenica 22 ottobre proprio qui all'interno della cantina dell'Affi Wine Bar e il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore della chiesetta di San Bartolomeo qui alla Caorsa, sempre qui nella zona di Affi in sostanza, che è un luogo sacro molto amato dai residenti e in particolare anche da Gilberto. Andiamo a scoprire che cosa sono esattamente questi pezzi che verranno messi all'asta. Sotto mano ho una cassetta, una selezione di 3 bottiglie di Amarone Bertani che i bevitori come noi conoscono molto bene. In questo caso specifico abbiamo tre diverse annate, una 98, una 2001, una 2010, che secondo la famiglia Bertani appunto sono state considerate annate 5 stelle, quindi con delle grandissime caratteristiche, vini importanti. Passando di qua abbiamo un mondo distillati, qui stiamo parlando di una distilleria del Kentucky, nello specifico queste 3, chiamiamole opere d'arte, sono delle appunto opere d'arte con all'interno delle bottiglie di whisky, in questo caso con ancora certificati originali di originalità dell'articolo, piene di whisky con tanto di sigillo di Stato, quindi ancora bottiglie piene e ma guarda. nuove. Quindi, Quanti anni avranno queste bottiglie? queste indicativamente anni 70, quindi più di 50 anni. Queste sono altre 3 chicche che rappresentano, ognuna di loro rappresenta una cosa. In particolare mi soffermerei su questa bottiglia che arriva sempre da questa distilleria appunto del Kentucky, che si chiama Jim Beam, e rappresenta appunto un onore a Rocky Marciano, questo pugile che tutti conosciamo, dove sul retro possiamo trovare i suoi record, tutti segnalati appunto in questo piccolo calendario. Questa invece sarà l'ultimo lotto e appunto è un Pinot Nero Trentino. La particolarità di questa bottiglia, unica nel suo genere, è una vendemmia del 1954 che, oltre a essere l'anno di nascita di Gilberto, di mio padre, ha una particolarità che il 25 agosto 2021 diverse bottiglie di questo vino sono state appunto aperte, degustate da una commissione di esperti, i quali hanno degustato appunto il vino
e ricolmato con dell'altro vino, ritappato e chiuso con la cera lacca, il tutto certificato da un notaio, il quale appunto certifica che in sua presenza questa bottiglia è stata ricolmata e ritappata nelle tenute di Barona Prato in Segonzano, quindi Trentino. Non vi dispiace separarvi da queste cose, Guglielmo? Un po' sì, perché comunque per noi appassionati collezionisti avere certi articoli in casa è sempre un motivo di discussione con amici, clienti e appassionati del settore. Però comunque lo scopo è interessante, quindi è uno scopo nobile, sì, e quindi lo facciamo volentieri. Guglielmo mi ha confidato di non aver ancora completato del tutto la scelta degli oggetti che verranno messi all'asta, o meglio, ha già le idee chiare, ma non mi ha voluto dire tutto per non rivelare troppo e rovinare la sorpresa. Lui è qui insieme al papà da circa una ventina d'anni, quindi ha deciso di affiancare Gilberto in questa avventura, in questa sfida che per l'appunto, come dicevo prima, è nuova ogni giorno. Ma che cosa ha voluto dire per lui all'epoca, poco più che un ragazzo, avventurarsi in questo esercizio con la ristorazione, con i vini, in un mondo che ha dovuto imparare a conoscere? Che trasformazione è stata per lui? È nato tutto per scherzo 20 rotti anni fa. Oggi sono ancora qua con Gilberto, lavoriamo veramente spalla a spalla da più di 20 anni, con dei risultati, oserei dire, buoni, perché comunque il nostro lavoro non è solo vendere, ma è gestire una squadra di ragazzi che oggi siamo 18-20. È un lavoro molto dinamico, è divertente perché sei in un paese dei balocchi alla fine. Io non me ne dimentico, perché ogni volta che entro sei nei balocchi, vedi a Natale, giri in mezzo a montagne di dolci, cioccolata, panettoni e vino. Chi non vorrebbe fare un lavoro del genere? Era quello che avresti voluto fare? Quando sei giovane è difficile, no, dire cosa farò da grande, ma oggi sono felice di aver intrapreso questa strada, quindi non ho rimpianti, anzi stiamo ancora seminando e guardando al futuro. Si va sempre avanti, però sempre ricordando quello che siamo stati. Cioè, faccio una banalità: leggere un libro, leggere un giornale, un conto è leggerlo con le mani sfogliandolo, un conto è leggerlo sul telefonino, su un iPad, non c'è niente da fare. Il giornale si apre e si legge l'articolo che ti interessa. Quindi bisogna sempre mantenere il rapporto guardando il futuro e il passato. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo vissuto e quello che dobbiamo vivere. E dopo mi piace anche dire una cosa: noi facciamo un passo alla volta. Un passo alla volta vuol dire camminare avanti con la testa, non con i piedi, cercando di guardare sempre il futuro. Comunque sì, dai, questa è la ragione. Cioè, non è che posso dire tante cose, non sono un filosofo io, sono però uno realista, un uomo vero, insomma, un uomo normale. Come li festeggerai questi tuoi primi 30 anni? Allora, in un primo tempo non volevo fare niente. Dopo ho detto, ma no, bisogna fare qualcosa di grande. No, dopo ho scelto una cosa molto semplice. Il primo giorno del 30° anno organizziamo un'asta di beneficenza dedicata a una chiesa che io sento che è vicino al territorio, e qui a località Caorse, dedicata a San Bartolomeo. Allora ragazzi, appuntamento a domenica per l'asta di beneficenza. Alle ore 18. Ma poi tutti gli altri giorni per continuare i festeggiamenti. Assolutamente, perché durerà 12 altri mesi. Gilberto, complimenti per questo traguardo, non è da tutti. Ragazzi, viva il buon vino, viva le tradizioni, i sapori e soprattutto Viva l'amicizia. l'amicizia. Cici.